Ha lasciato tutto. Tu. No, tu sei un certo grado di parentela con lui, no? Ma un re come lui può fare così? Nel senso che noi non possiamo avere dei dubbi. No, ma quali dubbi? L'ha voluto lui? Oppure no? No. Di solito i re stanno saldi sopra i troni e se ne vanno per i tripudi e le fanfare. E invece lui lasciò tutti nello stupore. Dopo aver diviso il regno in confini che dovevano assicurare stabilità. Sappiate che il nostro regno noi lo abbiamo diviso in 3. Ed è nostro fermo intento scrollare tutte le incombenze e le cure dai nostri vecchi anni per affidarle a forze più giovani. Perciò noi ci spogliamo del potere, da ogni interesse di territori, dalle cure dello Stato. E quale di voi diremo che ci ama di più? Sicché di più daremo a chi più meriterà il nostro affetto! Sì, però, in fin dei conti, non pretendeva chissà che. Bastava che glielo avessero detto. Bastava che glielo avessimo detto. Ma tu hai mai detto ti amo a qualcuno anche soltanto quanto ti voglio bene? No, è vero. È sempre questo il problema. Dirlo a qualcuno. Il bello che c'è è che ti guarda da attorno dire ti amo, capisco, ti voglio bene, ti rispetto. Anch'io ti rispetto. Ma regà, la vecchiaia non ricambiata ti porta all'orlo della follia o della fuga? Sparì un giorno, così, nella tempesta. E mica solo noi, ma tutti si chiesero dove fosse finito. Sì, vabbè, ma perché era un matto, matto. Ragazzi, solo un matto può scombinare il mondo. Soffiante bestia, sbocciati le guance, date la mano per pensiero, alla squadra ci pigliazza di un pianto alle guerre, scotennati questa piazza bianca, conosci fuori, date la mano per pensieri, alla squadra ci pianto alle guerre, scotennati questa piazza bianca, buon fuoco di zocca, date la mano per pensieri, alla guardia ci piantano le guerre, scotennati questa mia testa bianca. Voi ci scherzate, Scusa, ma se faceva così? Un matto! Ora come un balcone invece, Ho capito, ok, però. Ma voi ve lo ricordate? Ve lo ricordate quando ci guardava con questi suoi occhi e ci diceva tempesta, spargi e disperdi tutti i germi che generano l'uomo un mostro di ingratitudine? Dai, ragazzi,
Ma che te frega, l'importante è che ci abbia dato tutto! Oh! Bravo! Ma che c'è? Non ti va più di giocare? No, è che... non siete mai chiesti veramente dove sia finito? Che era come se il dio dei venti e delle tempeste avesse risposto alle sue richieste. Come se avesse lasciato noi su questa barca in mezzo ai flutti. Vabbè, ma è perché si voleva liberare di tutto. Noi che c'entriamo? Ce la saremmo dovuta cavare da soli. Prima o poi succede. Il vecchio lì, ve lo ricordate quando amministrava tutto? Se non c'era lui, chi lo avrebbe preso il timone del rispetto? Ma ci interessa qualcosa del rispetto? Non è questo. È che, in effetti, nessuno di noi aveva capito fino in fondo. E lui si era lasciato andare, nella totale assenza di regole. Lui era tutto un mondo che stava finendo, un mondo che stava finendo. Come era potuto capitare? Pioggia! Venti! Guizzi di fuoco non sono, figli miei! Io non posso accusarvi di ingratitudine! Io sono qui, vostro uomo, un vecchio schiavo derelitto! Oh, gli piacevano le tempeste, Oh, e poi è accaduto. Come nelle migliori famiglie. Una divisione dei beni soddisfacente. Vi lascio tutto e mi ritiro. Capito? Non è colpa nostra. Buttare via tutto quel cumulo di sapienza, di saggezza. Ma ti vuoi convincere anche tu? L'importante è che ci abbia lasciato tutto! Certo, questo è l'importante. Si sa, non era un uomo facile. Il suo carattere collerico e irascibile, sì, lo ammetteva anche lui. Poteva avergli allontanato qualche affetto, ma a questo punto chiedeva solo di essere rispettato nelle sue necessità. Sì, adesso, necessità. Sapete cosa? Mi manca. Cazzo dici, ti manca? Eh sì, mi manca. Mi manca un fatto. Che lui ne sapeva di cose. Ne sapeva. Sapeva come regolarsi col tempo dell'inverno. Sapeva quando le nuvole erano basse. Insegnare le strategie e osservare con rispetto. Oh ragazzi, altro che strategia, sveglia! Questo qua si è arricchito giù nelle lande industriose, vero? Sì, è vero, e poi uno che fa? Se ne va lassù per starsene nel suo cantuccio? E scusa, cosa vorresti dire? Che è un vigliacco? No. Ragazzi, non so più cosa dire. Ma voi? Vi siete mai chiesti dove sia finito? Sì? Sì? Sì, sono io. Sì? Ma siete sicuri? Ok, ho capito. Sì, siamo tutti insieme, vi avviso io. Va bene, grazie. Ragazzi, lo hanno trovato. E mo che cazzo facciamo? Vabbè. Voi dovete andarlo a cercare. Io so già dov'è.
Ma ragazzi, esattamente che cosa vogliamo fare se arriva? Boh. Non si può vivere così. Ma in fondo aveva tutto. Io non so se avrei fatto come lui. Sì, che poi quella che stravedeva per lui, no? Non è mica venuta. È un vecchio, affetto da Alzheimer. Lo hanno detto tutti. Perché uno che lascia tutto e se ne va. E allora mi domando come faccia a comportarsi così. Come mai questa calma? È questo posto qui? La montagna? Qualche volta penso ai cattivi rapporti fra fratelli. Fratello, sorella. Magari tu sei un po' più grande. O lo è lei. In famiglia non si può mai stare tranquilli. Qui possiamo essere sinceri. Quando c'è di mezzo la roba, la roba è terribile. Dovremmo nascere tutti poveri, con una foglia di fico e basta, costruendo gli affetti sulla verità. Come va questo mondo lo si può vedere senza occhi. Guarda con le orecchie. Me lo diceva sempre. Sempre. I vestiti stracciati fanno vedere i più piccoli vizi. I mantelli e le pellicce nascondono tutto. Nessuno è colpevole. Nessuno. Lo ha sempre detto. Lui.
vecchio che vive su una montagna, che ci ha dato tutto. Beh, ora che lo avete ritrovato anche voi, posso tornare anche io lì.